Buonasera a tutti, vestiti voi, te non varrà oie, di è 14 del su mese di maggio 2020 Kimbe. Oggi sarete metà lenta, cioè, purtroppo non resiste a trasmettere tutto su chi l'ha mandato e siamo in ritardo che la trasmissione sul giornale se lo so vedendo no, che non vi là che anche lo trasmettere e vi nasate la scosa già come dimo si biresesti vabbè intanto cominciamo su ve lo anticipo che metta probabilmente dopo così te nova sapete dare un'intervista con Bustiano Gaddeo che tanto di voi magari o non lo conoscono oppure se l'hanno dimenticato, ma questa è una persona molto interessante, un atleta bicicleso che è stato, ha fatto gara di fama, ha fatto, metta con noto, come sta in continente, ma in questo dire se sanno stata e a spiegare dello intervistare, sì, siamo a un contatto prima che muovata a San Sata. Bene, il Dimus come si presenta Sadì e oggi si presenta De Goi, copulata, nuvese artasa o insomma comunque è compattasa, non la sancolare da luce di Susole, però insomma Zaida è abbastanza illuminata una morgai, ecco, cose stanno usare, tutto in turno, e questa è una cosa da posare a corso. Vediamo come si presenta tra Oio Salavallo e questa è una veste grafica nuova sul cellulare e poi vi la cambio torna in bianca che mi pare che anno e mezzo oggi è mercoledì, 28 gradi, temperatura massima, 12 gradi, temperatura minima, coccolato a fino a mezzodia e poi dai mezzodia in poi comincia pure a pispisare una mulinedda prodotto da die. Bisogna a posto. Andiamo da innanzi, crasa, Iovia, amo coccolato e modinanne prodotto canta da die. 28 gradi temperatura massima 11 gradi, temperatura minima. Bene, di Moscarchinova, che sono arrivata in relazione che purtroppo controllo gallo sul cellulare, non ne ho che idea che trasmette questo giornale, se che vi potremmo fare, che boh, non comprendo quale sia il motivo, vediamo un po' così è stato a posto, ma mi pare che sarete beste, ma non è sufficiente. Non è sufficiente, vabbè. Proprio non si sono ma bene nuda questa trasmissione adesso al giornale. Abbastanza cose che non arrivano. Non arrivano. Proprio non è bella bella, ma no. Vabbè, andiamo da innanzi, una bella nova, Sabiti Volley ha giocato in Oliena contro Sastor Volley ASD e ha vinto 3-2, cioè, sono in squadra di vertice questa e comunque ha vinto come la partita là che ne in bici e su 20, mi pare che stessi, su 20 di questo mese e sa palestra naturalmente dell'ex liceo scientifico. Penso che siete in cui pure verso a 7 mesi, una cosa gai, e a dare la diretta a un misso che non si è più impegnato, insomma, in altro appuntamento. Andiamo da innanzi e diamo dei contributi per il diritto allo studio, borsa di studio regionale, anno scolastico 2024-2025, buono libri, anno scolastico 2025-2026. A chi della dimanda, tu entro che Napoli vecchia 8 de Triula, due mizza e 20 Kimbe, tutti los che sono interessati. E poi, boh, ma il resto, ecco, ne approfittiamo però a dare su cinema che hanno a proiettare su Binniche di questo mese, cioè praticamente Crasa, su cinema Ariston, ragazzo dai pantaloni rosa, un cinema molto interessante che pone sul problema del sospizio
che sono di sessualità diversa, che quindi abbia già non affettato, insomma, hanno problema da proprio un po' una società che è cresciuta su bullismo e ciberbullismo, accettazione dei sé stessi, su pizzocco, su pantalone rosa, non subito a riflettere su potesse importo di accettare la diversità, su potesse la necessità di rispettare los ateros e su potesse la conseguenza causata da su rintendere giudicato, tutto questo in un contesto non preparato a riconoscere il disconvenio, a accogliere la diversità, scumbita finza a riflettere su adesso importo dessa amichenzia, in sa pizzinia, cioè pizzino chi abbia seno è isolato per questo motivo, e insomma non è una cosa che meta. Andiamo da innanzi, da quando sanno satta, oggi di 14, no, comunque poi di questo manifesto mi lo mandano a bassa definizione, giornata della fraternità comunitario, ore 11:30, con celebrazione eucaristica con la partecipazione dei sacerdoti e delle religiose vitesi. E va bene. E poi, vabbè, però non amo sul giornale, questo sono soldi, ah no, non soldi oggi, ah, ecco qua, benissimo, non è arrivato sul giornale. Allora, Einstein Telescope, a Firenze, alta tecnologia e sperimentazione d'avanguardia a favore del telescopio. Quindi in Firenze, un ricercatore Ricciardi, studiamo le soluzioni innovative per il controllo del sistema. Cinema Ariston Bitti, ecco qua, per la giornata internazionale della famiglia, giovedì 15 maggio alle ore 20 al cinema Ariston sarà proiettato il film Il ragazzo dai pantaloni rosa, tratto dal libro di Teresa Manes, Andrea oltre il pantalone rosa, narra il dramma di un ragazzo giovanissimo vittima di bullismo. In sala sarà presente la garante regionale dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza Carla Puligheddu. L'evento è organizzato dal Comune e patrocinato dal CEAS Tepilora con il contributo Plus Fondo Nazionale delle Politiche Giovanili. Il film sarà riproposto venerdì 16 maggio alle 10 e sarà riservato alle scuole. Il film è il seguito degli appuntamenti tenuti a Bitti sul fenomeno del bullismo, promossi dall'associazione Achilles. Ah bene, ah bene, ah bene, ah bene. Andiamo da innanzi, la provincia dà il via al ripristino della strada tra Lodè e Torpè. Ciccolini, subito la messa in sicurezza, poi il nuovo manto d'asfalto. Piante aliene, Torpè, formazione gratuita aperta ai cittadini, monitoraggio e analisi sul campo del Rio Posava. Piante aliene, nuove bioblitz nel parco di Tepilora. Appuntamento venerdì pomeriggio con il nuovo bioblitz su Adu de Mesu dalle 16 alle 19:30. Un'azione a partecipazione gratuita di Citizen Science, la scienza dei cittadini, dedicata all'attività di formazione e monitoraggio delle piante aliene e infestanti presenti nel Rio Posana e nelle zone umide lungo la foce all'interno del parco Tepilora e nelle aree limitrofe. Quindi basta pianta a chi non sono dei nie che sa dai numeri che sono capitata. Di l'avventura a Santo Francisco svaligiata la casa dei due priori. Furto con scasso nelle campagne di Corte. Mancano diversi oggetti in oro. Spese contestate, i sindaci esclusi, bene Lanci, basta discrezionalità. Ma i consiglieri difendono le scelte della finanziaria. Comuni rispettati. Ma canili, gattili e sagre, le piccole mance che portano voti. Ecco, in questo scandalo
il suinario dato a Gai Falconi con l'aumento del fondo unico a Cagliari, più soldi per tagliare la Tari. Continuano a regalare spunti di riflessione le mancette della finanziaria 2025. Torna un grande classico come Zabbatalla di Salluri e poi ecco, disseminati qua e là, gli spiccioli, si fa per dire, perché aiutano a cogliere la richiesta di trasparenza avanzata dall'ANCI. A Carlo Forte la festa dello sport ha ottenuto 20.000 euro, la metà sono stati destinati al secondo slalom di Cuglieri. L'Oasi Felina di Cagliari prende 60.000 euro, 20.000 per la giornata dei giovani. Ad Esolo Dolianova riceverà il doppio per l'esercizio dei diritti fondamentali, le notti del vino. Ad Orgali premiate con 35.000 euro, eccetera, eccetera. Non sono usata premiato la zona sua. Salva a casa c'è il primo via libera, ma l'adeguamento non è totale. Allora, quindi diciamo di no, che la soglia minima di abitabilità di un immobile è 28 metri quadri. Poi altezza minima delle unità abitative 2,70 per quelle di nuova costruzione, 2,40 in quelle costruite entro il maggio 2024. Principali interventi di edilizia libera, manutenzioni ordinarie, serre mobili, stagionali, tende, pergole, rastrelliere per biciclette, realizzazione di aree ludiche o per attività sportive senza creazione di volumetrie, poi eliminazione di barriere architettoniche, recinzione prive di opere murarie, vetrate panoramiche amovibili, questi sono trucchi, le vetrate panoramiche amovibili è praticamente un trucco può tancare dalla veranda, insomma, ecco, comunque è una bella cosa, costa di 2,40 di altezza, che serve a salvare diverse rostre, insomma, che sono quasi abitabili, insomma, e abbassando l'altare a 2,40 batto un spero della renere abitabile. Allora, maggioranza, è iniziata la fase 2, da aderire un consiglio a Todde, governi con metodo collegiale, è stabilizzata a Todde, se non tutta una manovra che non può impedire che decadata, la che non sollevessu. D'ora in poi le scelte dovranno essere condivise. All'indomani della direzione di Oristano, il PD ribadisce le sue posizioni nei confronti della governatrice Alessandra Todde. È una fase nuova, non c'è dubbio. Lo conferma il presidente del gruppo in Consiglio regionale Roberto De Rio. La seconda fase della legislatura inizia con un rinnovato impegno sui temi di contenuto. Ha spiegato ieri. D'altro canto, però, in chiave politica è necessario precisare che la Presidente della Regione deve guidare la maggioranza attraverso una modalità collegiale, cioè deve fare quello che non ha fatto in occasione della delibera di nomina dei commissari delle aziende sanitarie. Ben, quello è arrivato l'ordine dai Cucureddu, cioè dai Conte. E sarà che da commenteste a tubbiditto. Aree idonee, anche il TAR del Lazio spedisce la legge sarda alla consulta. Decreto Frattini, i magistrati, il provvedimento deve essere riscritto. Cioè praticamente la legge numero 20 non intrapone il parametro dove sa pronunciamento del TAR. Guerriglia simulata, feriti veri, questa è una cosa incredibile, militari in ospedale per una manganellata a Quirra. La guerriglia era simulata, i feriti ci sono stati davvero, questa è la guerra simulata che in Sardegna, noi binne moriti, che ora hanno impoverito e come questo ricoverato con una manganellata. Lo scenario è quello del poligono interforze del Salto di Quirra, dove da qualche giorno sono in corso esercitazioni nell'ambito del Joint Star
attività di addestramento organizzata dal Ministero della Difesa. L'incidente risale a lunedì scorso. È avvenuto mentre era in corso una manifestazione di protesta simulata in cui le due fazioni, forze armate e facinorosi, sono entrate in contatto. La dinamica di ciò che è accaduto in quei frangenti è chiara. Il carabiniere ha riportato la frattura dell'ulna e del radio dopo essere stato raggiunto da un colpo di manganello. Gli altri 4 coinvolti nei finti scontri militari della Guardia di Finanza se la sono cavata con ferite lievi guaribili in un paio di giorni. Un'informativa su ciò che è successo potrebbe essere presto arrivare alla Procura della Repubblica di Lanusei, in virtù del fatto che le lesioni subite dall'addetto ai lavori superano i 30 giorni di prognosi, 35 per l'esattezza, cioè praticamente si sono massacrati, davvero, cioè abituati a massacrare a noi il manifestante, si sono massacrati, straissero. Nell'isola sventano 16 bandiere blu, riconoscimenti della Fondazione Internazionale Entra pure in cui la cinta di San Teodoro. Nissi vieta le arrampicate su Tavolara, vietato scalare l'isola di Tavolara. Il sindaco Settimo Nissi ieri ha firmato un'ordinanza che impone il divieto permanente di svolgere attività di arrampicata verso la cima dell'isola alta 565 metri. Troppe volte abbiamo assistito a delle attività sportive su Tavolara svolte da persone non preparate e con attrezzature non adeguate. Il risultato è un numero significativo di incidenti che hanno messo in grave pericolo la vita degli escursionisti, ha detto Nissi. L'ultimo incidente, in ordine di tempo, è avvenuto pochi giorni fa, quando un escursionista ha subito un infortunio mentre percorreva la ferrata degli Angeli. A causa della conformazione del luogo impervio e a quota elevata, nell'operazione di soccorso sono stati impegnati 14 tecnici del soccorso alpino delle stazioni di Olbia, Sassari e Nuoro, una motovedetta della Capitaneria di Porto ed un'equipe medica con l'elisoccorso di Areus di base ad Alghero, ha spiegato il sindaco, aggiungendo che un tale dispiegamento di mezzi e uomini si grava anche sulle già ridotte capacità del pronto soccorso e dei presidi medici del territorio. E questo che hanno a si divertire e a si scollare. Bene, andiamo da innanzi. Bonus giovani e donne. Dei danne arrivano le attese istruzioni INPS per l'attuazione dei bonus assunzione giovani e donne. La domanda per accedere alle agevolazioni si può inviare da venerdì 16 maggio. Assunzione. Poi microbirrifici incentivi per i microbirrifici in Sardegna. Le domande possono essere presentate fino alle 12 del 30 giugno. L'intervento è finalizzato all'introduzione di innovazioni di prodotto e di processo e l'acquisto di attrezzature e servizi di supporto all'innovazione. Bisemus, non bisemus, andiamo da innanzi. Allora, in Ocancamo, bilancio a Banoa, investimenti da record. Fiducioso anche il sindaco di Baunei, colpito dai disservizi. Bene il nuovo corso. Conti approvati all'unanimità dai comuni. Todde un momento di svolta. Siamo fiduciosi, il nuovo corso di Abbanoa appare ispirato alla concretezza, alla risoluzione dei problemi, afferma il sindaco di Baunei Stefano Monni. L'investitura non può passare sotto traccia, arriva da quel primo cittadino abbonato a disservizi idrici ieri mattina a Nuoro, nella sede della Camera di Commercio, dove si è svolta l'assemblea dei soci di Abbanoa che ha portato all'approvazione all'unanimità del bilancio davanti alla governatrice Alessandra Todde. Abbanoa. Aree idonee, TAR boccia il governo e indebolisce la legge sarda, cioè praticamente bozzanne il suo ultimo provvedimento del suo governo, che Diana sa regione ha capacità di individuare le aree idonee, in pratica mandate in fumo pure la legge sarda, che
l'assaiata solo su uno prochento dessa Sardegna idonea a installazione eolica. Nel Lazio ha accolto il ricorso delle imprese del settore sul decreto Picchetto Frattini. L'esecutivo, cioè la Regione Sarda, dovrà rifare la legge, riducendo i possibili vincoli sugli impianti. Decadenza Torde, allora depositati nuovi atti. Sono le memorie finali della difesa del presidente e del docente Fercia, presentate le ultime note finali prima dell'udienza del 22 maggio in tribunale sulla decadenza della presidente Todde. Il docente universitario Riccardo Fercia, sino a pochi giorni fa anche legale del Collegio regionale di garanzia, ha depositato ieri notte una nuova nota difensiva. Nel testo Fercia ribadisce le ragioni che lo hanno spinto ad agire costituendosi in proprio dopo essere stato revocato dall'incarico di difensore del Collegio regionale di garanzia. Ribadisco di avere sempre agito come giurista, tanto nell'adempimento dei miei doveri d'ufficio quanto in quella di difensore, avendo operato a titolo gratuito e senza avere mai percepito neppure un centesimo. Oh ia ia, oh ia ia, non iscritti conta chi è il Garranne. Salva a casa in versione sarda, novità nei monolocali e altezze. E lo usiamo già l'essa novità scale sono. Allora, Campi Flegrei, scossa di livello 4.4, paura e scuole evacuate, danni lievi. Uno dei più forti sismi sin qui registrati. Gli esperti narrano ce ne saranno altri. Depardieu, una dura condanna. Depardieu è accusato di violenza sessuale a un'attrice praticamente. I giudici gli infliggono 18 mesi per violenza sessuale sul set. 18 mesi con la condizionale e una multa da oltre 29.000 euro. Questa la pena stabilita dal collegio di 3 giudici del Tribunale di Parigi nei confronti di Gérard Depardieu, gigante 76enne del cinema francese, accusato da 2 donne, una costumista e un assistente, di averle aggredite sessualmente mentre si trovavano sul set del film Les Volets Verts nel 2021, licenza processuale che in Francia ha acquisito progressivamente peso politico, venendo letta come un test sulle capacità del post-Me Too di fare breccia nella società e nell'industria cinematografica. Vabbè. Panzeroni, guru delle diete in TV, era un abusivo della professione, cioè questo è stato inventato nel mestiere, è diventato guru delle diete. Il Tribunale di Roma ha condannato a 2 anni e 8 mesi Adriano Panzironi, noto come il guru delle diete, accusato di esercizio abusivo della professione medica. Pote schive, però li pugnano in fatto. Allora, addio doppia lista, fila unisex ai seggi, cioè praticamente come la lista elettorale non è distinta tra femmine e uomini, ma ha essere unisex, tutto in una matessa lista. Questo può non vale distinzione appunto di soschino una individuazione sessuale definita di femmina o di uomini, ma chi si intende neatero si intende e quindi sono posto in lista tutto a samatessi maniera. Una cosa condivisa. Allora, andiamo alla politica internazionale. Donald Arabia, svolta pacifica e affari da sceicco. 600 miliardi di contratti firmati e nuovi accordi di Abramo, cioè praticamente Trump anche sta giro in Arabia, il presidente americano arriva a Riyadh e viene accolto con grandi onori. A fondo su Hamas, a caccia dei suoi leader. Attacco a Khan Yunis, altri 28 morti nella striscia. Hanno bombardato un ospedale che sultana Kibini lo scomandano di Hamas e intanto si che non muore palestinesi. La guerra in Ucraina, domani il vertice in Turchia
per ora solo insulti. Zelensky chiama Putin, non risponde, ma figurati. Statuisce a proporre un incontro diretto, però poi non l'accetta che l'hanno incastrato. Hanno derubato San Francesco, così l'abbiamo già visto. Zelensky, farò il possibile per incontrarmi con Putin. I colloqui in Turchia. Trump invia il segretario di Stato, cioè Kernaris, quindi chi? Zelensky e Putin. Non si ven bene. Salvini, vabbè, non si interessa tanto. Referendum, il PD si spacca su 3 quesiti sullo Jobs Act, i riformisti non voteranno. Da parte del PD. Que in questo terminamos le nuove de hoy e nos damos appuntamento torna a casa a sta mateixa ora. Come dimos, pues, siamo da fare che intervista a Bustiano Gaddeo, che è una persona molto interessante, nascondata parte della sua vita sua, che sicuramente interessa tanto, visto che andiamo a tancare Zitte Novel, chi sa sigla di tancatura. E non damos da mentoridere a casa. Ecco qua, a mentoridere di buona tutto dai Bitti TV, 27 minuti e 40 secondi.